Ciao ragazzi, benvenuti nel mondo contadino di 70 anni fa, che però oggi continua a vivere per voi. Quando guardo a un campo di grano non riesco a non pensare alla sacralità di questo cereale che da sempre praticamente accompagna l'alimentazione umana. L'antichità è un concetto intriso nel grano stesso e Nico Dalla Via è uno di quelli che di questa antichità ne ha fatto una ragione di vita, perché questi sono grani antichi. Che cosa vuol dire esattamente, Nico? I grani antichi sono grani che esistevano antecedenti alla guerra e subito dopo la guerra. Grani che hanno una storia antichissima, parliamo di migliaia di anni fa, e in questo caso sono stati riscoperti, riseminati e portati a dare dei prodotti. Cosa vuol dire riscoperti? Erano caduti nell'oblio? Erano caduti nell'oblio perché l'incremento della popolazione demografica mondiale ha richiesto alcune esigenze, grandi produzioni e purtroppo peccando in qualità e in caratteristiche organolettiche, però necessarie per sfamare la popolazione. Basti pensare che negli anni 80 eravamo 4 miliardi di abitanti, ora siamo 7 miliardi, quindi c'è la necessità di varietà che dessero una produzione esponenziale rispetto a quello che era lo standard della produzione di un grano antico. Praticamente è successo che i grani antichi non potevano più garantire, per le rese produttive che avevano in origine, non potevano più garantire di soddisfare le esigenze alimentari accresciute della popolazione. Ma le caratteristiche, quelle organolettiche, quelle ci sono ancora. Ed è per questo motivo che Nico ha voluto recuperarle. Cosa hanno di speciale questi grani? Pensavo un'altra domanda, Stefano. Che ne sai tu di un campo di grano? Quello che mi dici tu. Perfetto. Ho in mano un chicco di grano. Impiega 9 mesi a diventare una spiga. Del ciclo della vita umana. Esatto, il ciclo della vita umana. Immaginiamoci in un campo che rimane fermo 9 mesi, che sviluppo di biodiversità c'è. Il rapporto, visto che noi facciamo un residuo zero, di conseguenza non facciamo né concimazioni, né trattamenti chimici, né diserbanti, immaginiamoci la flora spontanea, come si sviluppa, in che benessere, ma non solo, anche di infestanti, perché no? Per esempio, un infestante in mezzo a un campo di grano è indice di incontaminazione, quindi tutta salute per chi andrà a mangiare il prodotto panificato o lavorato ottenuto da questo grano. Ma è solo una questione di purezza agronomica? Non solo, è un rispetto, una riscoperta a quello che era la ruralità di un tempo, alle tradizioni, sono quello che mangio, perché nel momento in cui ci nutriamo con dei cibi moderni e poi facciamo una visitina dal medico, ci consiglia qualche integratore vitaminico, perché sono poveri di integrazione, hanno la necessità di l'abbinamento con delle vitamine e dei sali minerali. Invece in questo caso li troviamo già qua dentro. Quindi è cresciuta la quantità prodotta nel grano, si è perso questo di qualità, patrimonio organolettico. Cosa che invece è rimasta nei grani antichi. Nico, insieme ad altri produttori della zona e anche ad altri trasformatori,
è riuscito a far sì che questo grano antico tornasse a vivere non soltanto come trasformazione in farina, ma anche come trasformazione in prodotti alimentari veri e propri. Ed è una sfida interessante, importante, che da un lato riporta indietro alla riscoperta delle peculiarità di questo grano, ma dall'altro guarda al futuro. Io dico sempre che il futuro sta nella tradizione. Anche in questo caso, allora, soprattutto in questo caso. Che cosa fate con le farine di questi Soprattutto in grani? questo caso, se ci mettiamo a osservare questo campo di grano, è un campo dorato, è l'oro dell'agricoltore, è il primo raccolto della stagione, è quello che dà sostentamento alle aziende agricole e nello stesso tempo porta in tavola la possibilità di qualità, la qualità che è invidiata in tutto il mondo per quanto riguarda l'Italia. Quello che state vedendo è un antico che diventa moderno e probabilmente anche futuro, perché non è un piccolo appezzamento quello di grani antichi che viene coltivato, c'è una realtà che sta emergendo che coinvolge anche altre persone, vero Nico? Sta crescendo in maniera esponenziale, e da 35 ettari di superficie dell'anno scorso siamo arrivati quest'anno a una produzione di 100 ettari, quindi importante, notevole. Le aziende agricole che seguono il nostro progetto fanno rotazione e avvicendamento delle culture, chi ha la possibilità fa anche del prato stabile per arricchire e dare fertilità al terreno, e poi nelle prossime immagini vedrete cosa faremo della paglia. La paglia viene triturata e lasciata nel terreno. Perché? Perché ci farà da pacciamatura al secondo raccolto che andremo a seminare in campagna e darà sostentamento e fertilità. Le qualità organolettiche superiori, nessun uso di diservo, una produttività che diventa interessante per la trasformazione in altri prodotti. Ma perché allora in pochi li usano? Qualcuno lo identifica come una moda, è come il cavallo, è uno stile di vita, è legato alla tradizione per migliorare lo stile di vita. Per crederci bisogna investire, perché non costa, cioè costa di più produrre in questo modo. Costa molto meno. A prescindere dalle quantità di seme, perché per ettaro ne va seminato 150 kg, 170, mentre per un grano tradizionale si arriva fino ai 250 kg ad ettaro, quindi meno seme si utilizza, non si fanno lavorazione e si rispetta l'ambiente. Siccome i vecchiotti è lì chi lavora, le ore di merenda, e la semo fa la merenda, ma dopo vi faccio scoprire che cosa produce questo ragazzo. Ti ho dato del ragazzo. Grazie, gentilissimo. Finché c'era butelletto, allora faceva colazione a casa e dopo alle 8 che ne portava a loro, là in campi. O chi era là, chi arava o chi faceva segare l'erba spagna. Quando cominciava a parare il ferro da segarci, allora me ne portava a me, ho passato agarrato. Ma lavoravi continuai a tu? guardare a lungo la stradella, se mi avanti. Allora era una fettina di salato sulla selva. Chi è che vi produce la farina? Il grano lo portiamo in un mulino che fa ancora macina a pietra. La pietra che viene utilizzata da questa macina è una pietra francese e le caratteristiche di questa pietra è sostanziale perché non riscalda in fase di macinatura il prodotto semilavorato e poi lavorato, Quindi rimane integro. non perde le caratteristiche organolettiche e non è stato semplice perché abbiamo fatto parecchie prove. Da tenere presente che c'è una grandissima perdita di prodotto in fase di macinatura, perché prima di andare in macina il grano viene selezionato con un lettore ottico, quindi l'impurità, il grano rotto viene eliminato prima di entrare dentro nel mulino. Di quanto è grande la rete di persone che ha coinvolto tra professionisti, rivenditori, ristoranti per la valorizzazione di questi prodotti ottenuti dai grani antichi? È via via crescendo.
siamo partiti da pochissime persone e se ne stanno aggregando sempre di più, quindi il treno si allunga, si rende veramente importante, abbiamo accorciato tantissimo la filiera, dal primario al secondario al terziario che è commerciale, gli artigiani che stanno lavorando, forni che stanno producendo pane, aziende che producono pasta, ristoranti che lo utilizzano, tantissimi ristoranti che stanno già iniziando a utilizzare nella preparazione di pasta fresca, di dolci, anche semplicemente di un grissino stirato a mano per presentarlo poi come aperitivo. E una di queste persone che ha cominciato ad apprezzare la farina fatta con i grani antichi è Galliano. Ciao Galliano. Ciao Stefano. Cosa hai Ciao, preparato Nico. di buono? Allora, delle fettuccine utilizzando ovviamente le farine di grani antichi con la farina integrale, per cui la pasta è un po' più scura, un sapore più intenso, insomma si presta benissimo con questo ragù che è fatto con piccione Toresan, ok, e spugnole, le verpe, insomma le spugnole, questo funghetto e niente, insomma una pasta dal sapore diciamo così tradizionale però con ingredienti veramente importanti. Funziona, è apprezzato la pasta fatta con questa farina? Assolutamente, assolutamente, c'è un valore etico, c'è un valore del territorio, ma soprattutto c'è tanto gusto e sapore nel piatto. Sai cos'è che non c'è? Il piatto è bello da vedere. Un gusto, niente vin, niente No, zero. no, fermi. Io ho questo mitico grembiule. Galliano non lo becchi mai in castagna, guarda. Che Ecco bravo là. così Galliano. Pronti? Grazie Galliano e grazie soprattutto a Nico. E adesso finalmente sta pasta con i grani antichi la mangiamo, va bene perché mo lavora tanto, chi altri, ma noi siamo qua. Certo. Buon appetito Nico. Altrettanto, Grazie. Che da fare. Grazie, arrivederci.